è considerata dalle giassaresi Lugori della Zedai. La piazza si chiama così perché in mezzo c'è un monumento dedicato a Domenico Alberto Azzuni, che pur si è sassareggio, riposa nella Basilica di Bonaria in Cagliari. Ma che era Domenico Alberto Azzuni? Nasce in Sassari, in via Santa Giara, dal 3 di agosto del 1749. Si laureeggia in leggi nel 1772, ma anda a fare avvocato a Torino, finalmente al 1777. Nominato viceintendente generale della Zedai di Nizza, che a questo tempo fazia parte del regno Giacomo Piemontesi, nel 1789 venne nominato senatore. Quando nel 1799 i francesi invadono Nizza, l'Azzuni begli tutto via e anda quindi in esilio in Toscana dallo Granduca Leopoldo. Azzuni domanda di rientrare in Sardegna, ma l'ilcamento gagliaritano, rifacendoli da aver fatto carriera in Piemonte, immentigandisi della sua isura, gli negano qualche possibilità. Nel 1797 Azzuni pubblica lo sistema universale dei principi del diritto marittimo, che rivali un bel onore, fizzamenti agando nel 1805 venne nominato presidente degli imperiali corti d'appello di Genova. Domenico Alberto Azzuni morì la D 24 di gennaio del 1827, donando tutti gli scritti alla biblioteca dell'Università